Oh, benvenuto di nuovo in questa nuova puntata di podcast della Rosa dei Veneti. Dico sempre che sono super contento e gasato di avere un super ospite, ma stavolta aggiungo anche che questo super ospite, non so il motivo, quindi non lo so il motivo, non lo sai nemmeno tu, sono anche affezionato, perché dopo tanti anni, per una serie di motivi, mi sono anche affezionato. Non posso arrivare a dire amico, però affezionato sì, mi sento di dire sì. Benvenuto con noi Roberto Pistolato, presidente di Sicura, che è l'azienda con cui ti ho conosciuto un po' di anni fa, ma oggi anche presidente del Swiss Wegmann, giusto? Swiss Wegmann. Ok, adesso ci racconterai tutto quanto. E voi sapete come funziona, una chiacchierata che parliamo da imprenditori a imprenditori, raccontiamo un po' una storia e soprattutto cerchiamo di vedere che mindset c'è dietro qualcuno che riesce a far succedere le cose, perché per noi il successo non è solo il super mega, ma è essere in grado di aver costruito qualcosa. Allora, Sicura è la tua azienda da tanti anni, cosa fate? Presentati, di un po' e poi io, come sempre, ti torturerò, ma in senso buono, naturalmente. Grazie Claudio, buongiorno a tutti. Sono Roberto Pistolato, sono il presidente di Sicura. Sicura è nata nel 97, azienda che ho creato assieme alla mia mamma e di questo vado fiero perché siamo partiti da zero nel vero senso della parola e abbiamo, credo, costruito qualcosa di interessante. Sicura si occupa di fornire alle aziende tutto quello che serve per lavorare in sicurezza, quindi dall'abbigliamento alle calzature, ma anche a vari tipi di dispositivi di protezione individuale, ma anche forniture industriali tipo i distributori automatici per i DPI, piuttosto che i defibrillatori, piuttosto che le barriere di sicurezza. Quindi veramente un catalogo con tante famiglie merceologiche che ci aiuta veramente a entrare anche in tante aziende, perché il nostro cliente tipo può essere un'azienda di produzione prodotti alimentari, piuttosto che una farmaceutica, piuttosto che una logistica, una multi-utility, un'acciaieria. Abbiamo questa fortuna che ci permette di avere interlocutori di vario genere. Quando è nata, hai detto? Nel 97. 1997. Ma voi, tu e tua mamma avete deciso di fare imprenditore, ma eri già storia. imprenditore dentro, no. prima? Allora, c'era non lo so, qualcuno che vi ha contaminato? Mio papà, una persona speciale, ma semplicemente operaio a Montefibre, Okay. Quindi una persona che si è costruito, nel vero senso della parola, la casa e che con le sue mani ha fatto cose straordinarie, perché un artista. Quindi aveva una manualità. Assolutamente sì, eccezionale. Mia mamma impiegata, ragioniera, semplice, che lavorava in quel periodo, anzi un Tanto anno l'ho conosciuta prima. la mamma, dopo raccontiamo un po' di storie Che lavorava in una piccola azienda che attualmente sta ancora lavorando, di Marghera, che si occupava di manutenzione estintori. Io venivo da un'esperienza come commerciale di 4 anni in un'azienda che vendeva e faceva manutenzione di macchinari per intonaci premiscelati. Io sono un ragioniere, però sono arrivato a smontare e rimontare un'intonacatrice al telefono con un vecchio Start-H, hai presente, con l'antennina che si rompeva sempre, bravissimo, e quindi da lì con l'officina a casa, io ero in cantiere, mi dicevano cosa fare, ma ho imparato, e questo sicuramente grazie alla voglia di imparare cose nuove, di mettersi in gioco, ma anche di dire, insomma, se questo è il mio lavoro voglio farlo nel miglior modo possibile. Ma la scintilla come mai imprenditore? Cioè, bravissimo. Dire, da passare lavoravi prima in un'azienda prima di Sì, allora ero dipendente. Io sono okay. partito subito dopo militare come agente, quindi proprio partita IVA, e mi sono messo a vendere, simpatica questa cosa qui, perché avevo 20 anni, appena finito militare, vendevo allarmi per abitazioni e cancelli automatici, portoni automatici, quindi classici basculanti. Io andavo a suonare i campanelli e a dire: signora, buongiorno, vendo allarmi. Provi a immaginarti la signora che vede uno che suona il campanello, per quanto possa essere sorridente e quant'altro, sei anche grande, sì, da un mio 1,95 m, e proporre di vendere antifurti, cancelli automatici. Io devo dire che nel mio piccolo ne ho venduti e da lì è iniziata la mia esperienza come dire
commerciale al tempo e imprenditore di me stesso, perché comunque dovevo far guardare i conti in quanto agente, sai. Ok, quindi io ero agente. ho la previsione, con la previsione faccio, dopo se non sei bravo a fare i conti non tornano bravissimo, mai. Bravissimo. Quella è stata un'esperienza che mi ha aiutato tantissimo, perché la strada ti aiuta, suonare campanelli ti aiuta, porti in faccia servono, ti aiutano anche a capire dove hai sbagliato, ma anche a capire che forse oggi non è la giornata giusta per andare a suonare campanelli, faccio un altro tipo di attività che mi aiuta a selezionare per domani. Quindi sono le prime esperienze che ti cadono addosso. Quindi in qualche modo sto seme dell'imprenditoria ce l'avevi un po'. Non nascondo che... Poi tua mamma ha creato l'occasione, facciamolo. Allora, finita l'esperienza del macchine tonacatrici, dove per 4 anni ho portato un'azienda che faceva 150 milioni di lire, e siamo andati ben oltre il 1,5 miliardi di 10 volte, di lire, quindi un 10 volte in 4 anni, quindi obiettivi interessanti, però c'erano alcune cose che non mi piacevano più, quindi ho detto devo cambiare. Non la sento mia. Devo cambiare. Torno indietro, asterisco, io ragioniere, mia madre mi dice, sai, sto lavorando in questa aziendina, abbiamo bisogno di un ragioniere che venga a darci una mano per inserire fatture, registrare, eccetera. Va bene, non avevo ancora ben chiaro cosa volevo fare, ho detto, ma sì, dai, vengo. E io sono entrato in questa azienda a fare il ragioniere. Ti provo a immaginare, ero un cavallo legato, a caricare fatture. Infatti ogni tanto arrivavano persone che a banco chiedevano articoli, io mi divertivo molto e non vedevo l'ora che arrivasse qualcuno per mettermi a gioco. Lì ho chiesto ai collaboratori, anzi ai soci dell'azienda, posso sviluppare di più quest'area qua? Mi è stato detto no, guarda, preferiamo restare nell'area della manutenzione degli estintori piuttosto che del spingere il commerciale, perché per noi va bene questo tipo di azienda. Al che ci siamo guardati io e mia madre nel vero senso della parola e ci siamo detti, anzi me l'ha detto lei a dire il vero, se mettiamo in proprio. E dico, d'accordo, però non state preoccupati, perché tanto Titi me vendi anche a mi sentada in carrega, come si suol dire. E quindi sta cosa qua è stata, come dire, un po' una defibrillata che ci ha però portato a prendere una decisione, e l'abbiamo comunicato ai soci di mia madre, perché lei aveva anche una piccola parte societaria in questa azienda, dicendo noi vogliamo aprire un'attività simile alla vostra, però io ho dichiarato in maniera molto chiara, partiremo nel settore come il vostro, ma io vi prometto che non andrò mai da un vostro cliente. E questo io ho fatto. Qualcuno è venuto da noi nel tempo, ma onestamente cose da poco. Io ho iniziato nuovamente a suonare campanelli e a proporre tutto quello che era la calzatura di sicurezza, il guanto, l'abbigliamento. Quindi proprio 0-0, clienti zero. Da zero. Eravamo a Cipressina su un negozio, nella prossima parola, 2 vetrine dove c'era negozio, ufficio, magazzino, bagno e antibagno in 56 metri quadrati. Ascolta, ma quando avete fatto il primo, quindi il contratto di affitto, i primi impegni di debito, com'era la sensazione? La sensazione, ce la farò, non allora ce la io farò? avevo 26 anni, quindi non avevo ancora 27 anni nel 97 quando siamo partiti, e non nascondo che qualche notte insonne l'ho fatta, primo per scegliere il nome dell'azienda. E lì veramente era una notte d'estate, luglio, dove ho detto sicura, con la K. Con la K. E poi alla fine mi sono scoperto in mezzo ad altre sicura, con la C piuttosto che con la K, però a me piaceva quello e ho scelto questo nome qua. E poi ovviamente, bene, ok, adesso come strutturiamo? Ok, io devo avere dei prezzi di acquisto, ma devo creare anche dei prezzi di vendita. Che marginalità mi serve per iniziare a vendere? Allora lì inizia anche a informarti, amici, conoscenti, senti, ma tu fammi capire con che marginalità vendi, perché io devo capire come creare una struttura che si autoalimenti e che possa svilupparsi, possa crescere, perché non lo stai ancora cercando adesso sta risposta. Quanto margine? Diciamo che credo che qualsiasi imprenditore abbia spesso si faccia venire questo dubbio, perché guardi il bilancio tuo, guardi il bilancio degli altri, dici sto andando bene, però questo sei più bravo di me. E quindi ogni tanto è giusto anche fare un po' di autocritica e andare a mettere il naso sui numeri e capire che cosa si può migliorare, insomma. Okay. E adesso anche Swiss Wegmann, sì, che quindi completamente una cosa in un altro mondo, quindi dalla sicurezza a... Swiss Wegmann è un'azienda che esiste da 15 anni e che opera nel mondo della produzione di strumenti medicali. Noi costruiamo, proprio progettiamo e costruiamo, quindi proprio made in Italy, laser,
per uso dentale, dentistico, piuttosto che terapeutico, ma anche per estetica. E da un anno a questa parte anche per il mondo del veterinario, che stiamo scoprendo essere un mondo particolarmente in movimento e ben ricco di esigenze e con poche conoscenze anche del mondo del laser. Abbiamo la fortuna di avere il mio socio che è veramente un campione dal punto di vista del laser, perché lui si è laureato con una tesi veramente interessante, dove lui ha progettato e costruito un laser per pulire i monumenti. Pensa a te. Mi spiego. E lì praticamente sono andati a prenderselo subito, un'azienda al tempo, e se l'ha portata a casa. E da lì ha iniziato a sviluppare. Quindi mentalità tecnica comunque, mentalità sul prodotto. molto tecnica. Sul sì, una mente straordinaria. In Sicura non hai soci, giusto? Sì, ho un socio, ho una persona. Ok. E come si fa ad andare d'accordo con i soci? Vabbè, si dialoga. Io ho un socio di minoranza con il quale si dialoga per capire quali possono essere le opportunità, quali possono essere i miglioramenti, eccetera. Però diciamo che insomma. E quando non siete d'accordo, come affronti? Ma come su qualsiasi cosa si cerca di capire il motivo perché non si è d'accordo. Comunque è giusto avere anche un contraddittorio. Un contraddittorio. No? Se avessi solo uno, assolutamente. yes. No, ma infatti non nascondo che io, al di là dei soci, io cerco sempre di presentare le mie idee anche ad altre persone. Al tuo team, infatti io ti ho conosciuto. Perché mi interessa capire il tuo punto di vista, perché io da qua vedo una cosa. Ma tu che cosa vedi da quella parte là? Come ti arriva questa cosa? Vedi, anche questo è una cosa ricorrente che vediamo negli imprenditori, il fatto di avere la porta aperta a portare idee, eccetera. Io tra l'altro vai, i miei uffici che abbiamo fatto adesso nella nuova sede, che è la terza che abbiamo a Mogliano Veneto, ho fatto tutte pareti in vetro, quindi tutte trasparenti, bene da un certo punto di vista, un po' meno perché quando mi vedono che sono in ufficio la mia porta è spesso, allora devo mettere anche dei limiti. In questo momento lasciatemi tranquillo perché devo fare anche altro, non posso continuare. Certo. Però per dire che è qualcosa che è utile anche per l'evoluzione e la crescita dell'azienda. Fino a qualche tempo fa avevo un cartello fuori dove dicevo: non portatemi problemi, portatemi soluzioni da provare. Mi sembra che ne abbiamo parlato un po' di tempo fa. Abbiamo scritto un corso nostro un po' di anni fa. Ci conosciamo da un po' di tempo. Infatti è la domanda che facciamo è: come ci siamo conosciuti? Te lo ricordi tu? Sì, noi ci siamo conosciuti, voi avevate l'azienda a Dolo, quindi in prima, e ho partecipato a un corso con il buon leadership, esatto. Con il buon... Era un'agenzia di marketing che da subito però faceva anche formazione. E mi è rimasta sta roba perché io faccio perché lì facevi veramente tante cose, tra le quali anche la formazione, dove mi sono particolarmente lanciato, e lì ho iniziato i primi corsi. E io mi ricordo tua mamma che diceva: fa che fare i corsi a mio figlio, signora, cominciamo. Abbiamo fatto... come sai, insomma, sto continuando perché ne abbiamo fatti e poi comunque anche recentemente assieme. È anche qui in accademia, sempre un caro amico che viene, che frequenta. Ma torniamo un po' alle origini. Te lo ricordi com'è stato il primo affare che hai detto: ok, dai, ci siamo, ma certo. L'ho fatto? C'ho la bolla incorniciata della prima vendita che ho fatto, tra l'altro a un amico, tra virgolette il papà di un'amica, che doveva mettere a posto l'azienda, quindi aveva bisogno di mettere estintori, segnaletica e un po' di dispositivi, le cassette di pronto soccorso in 2 o 3 filiali. E ho detto: Roberto, quando è che sei pronto? Beh, guarda, io domani ti voglio in ufficio perché devo fare un ordine, fammi una proposta che vediamo. E quindi sono andato a trovarlo con quel che avevo, perché stiamo ancora cercando di mettere giù le idee, e mi ha fatto un bel primo ordine interessante, che al tempo era di 1.856.000 lire. Ok, me lo ricordo proprio l'importo. La prima vendita, e ripeto, ho incorniciato quel DDT perché è qualcosa che fa parte dell'orgoglio, che vai anche vai a scaricare anche un po' di tensione, no? Nel momento in cui porti a casa il primo ordine, funziona, raccogli fiducia dall'altra parte, per quanto sia una persona che un po' conosci, però dici ok, si può fare, vuol dire che si può fare più volte, si può fare. Molto bello. Io c'è un bel format che sto un po' cercando di seguire, di podcast, che dice: come ho fatto il mio primo milione. Noi intanto cominciamo come ho fatto la mia prima vendita. E quello era il mio primo milione, perché era 1.856.000, posso dirlo. Grande risultato. Primo ordine.
E nel nostro lavoro noi sappiamo che abbiamo, se siamo bravi, siamo un po' più sbilanciati sulle cose giuste che facciamo rispetto alle cose che sbagliamo, però spesso siamo cintura nera in errori, no? Assolutamente. E più che parlare dei successi, a me dico sì, successo, siamo figo, È figo, la punta dell'iceberg. è successo, è figo, però se riusciamo a condividere quello che faccio quando le cose non vanno bene, magari do un messaggio a qualcuno. Domanda: che strategia usi quando sei nella cioè quando c'è il momento o ti senti che hai fatto la scelta sbagliata, Non la migliore scelta. o esatto, a parte il momento incazzatura che ci vuole, ma come la superi? Allora, parto da un concetto. Per me comunque anche una sconfitta ha il suo lato positivo, nel senso mi insegna qualcosa. Il bicchiere mezzo pieno per me può sembrare una frase fatta, ma è effettivamente vero. Nel senso che ovviamente incazzatura, imprecazione e cerchi di tirarti fuori da quella cosa marrone che hai detto prima. Poi da lì cerchi di capire perché è successo, se c'è di base una scelta sbagliata sull'idea o se non hai seguito bene il processo nei vari dettagli, e lì vai a scoprire che effettivamente questa cosa si poteva fare diversamente, che la persona alla quale hai fidato il progetto o una parte del progetto non era forse la persona giusta, ma soprattutto a volte viene fuori che l'idea che poteva essere o che sembrava decisamente interessante, collocata sul mercato, diventa assolutamente non collocata nel momento giusto, perché magari 3 anni prima o 3 anni dopo sì, c'è anche, è come c'è anche il quando farlo. Bravissimo, No? è come quando sono uscite le prime biciclette elettriche 10 anni fa, forse 15 anche, wow, però ci sono aziende che si sono e si stanno leccando ancora le ferite per quel che è successo al tempo, perché non era ancora pronto il mercato. Quindi sì, bisogna sicuramente guardarsi indietro, capire, fare un'analisi anche col team. Che cosa abbiamo sbagliato? Perché è finita così? Quindi diciamo che la cosa interessante che hai detto all'inizio è stata parto sempre dal presupposto che c'è qualcosa che posso imparare da questa cosa qua. Quindi diciamo che qualcuno dice c'è sempre il seme dell'opportunità all'interno del problema. Non è semplice, ma se il problema è evidentemente fuori, esterno, non so, ho sbagliato l'idea, il momento, il contesto, è una cosa. E quando invece il problema pensiamo che siamo noi, perché poi c'è il giudizio su di noi che è la cosa, solitamente è la cosa più pesante. Sì, allora è giusto dire che l'imprenditore ha anche questo spirito di guerriero, facciamola perché sono convinto che funzionerà, no? Poi come tutti i guerrieri ci sono battaglie che vinci, battaglie dove torni dietro se sei bravo, ferito ma sei ancora vivo, d'accordo? Quindi ti curi le ferite e cerchi di capire che cosa hai sbagliato per ripartire verso la nuova avventura. Quindi sicuramente c'è il periodo dell'analisi di caspita, che scelta marrone che ho fatto veramente, e allora cerchi anche di capire il motivo, in quale momento l'hai scelta, con chi l'hai condivisa. Ma tutto serve. Io ho aperto un'azienda a maggio del 2010, l'ho chiusa a maggio del 2011, rimettendoci un bel po' di soldi, questo in Lombardia, con un socio, e ho capito, oltre ad aver perso un po' di soldi, che avevo fatto delle scelte sbagliate a vari livelli, però questo mi è servito poi in seguito per... Ci hai fatto un bel super master. Bravissimo, diciamo che ho fatto un investimento di impresa, mettendoci proprio anima e corpo. Mettendo il sedere sulla fettatrice, come si suol dire. Ma abbiamo parlato più volte confronto con le persone, no? Quindi avrai, come se no non potresti aver raggiunto determinati risultati, un team a fianco a te. Come scegli le persone di fiducia? Che cosa fai?
Allora sì, ho un team di persone straordinarie perché sono fiero delle persone che ho, in particolare in Sicura, perché sono quelle con le quali nella maggior parte condividiamo veramente da molto tempo questo percorso. Come le scelgo? Allora, oggi se io devo fare una selezione utilizzo vari metodi che vanno dal primo colloquio però al di là della parte tecnica, okay. tu che cosa guai a indagare allora, per capire che ti puoi fidare? A me interessa guardarlo negli occhi la persona e capire se c'è la scintilla, capire se c'è quella voglia di mettersi in gioco, mettersi in discussione, ma anche di portare qualcosa. Infatti una delle prime cose che io dico quando veramente sono ai passi finali di un colloquio di assunzione, perché per alcune cose li seguo, anzi quasi per tutte i passi finali li seguo io, la prima parte la faccio fare dai miei collaboratori, dal team. Però una delle prime cose che vado a dire negli ultimi colloqui è: io ho bisogno di inserire una persona per quel tipo di ruolo, ma ho bisogno anche di portare dentro nuove esperienze, nuove competenze, nuove idee. Quindi sappi che per me tu sarai fonte anche di tante richieste di: ma tu come la pensi? Ma tu come la vedi? Ma tu come faresti? Come porteresti avanti questo processo? Quindi te per me una persona, tra virgolette, di fiducia o quantomeno affidabile, eccetera, non è solo un bravo esecutore, ma è anche colui che ti dà quel valore in più, ti dà quel valore aggiunto in più, che può essere un punto di vista diverso, un'innovazione, quindi gli dai lo spazio anche per sbagliare. Sì, ovviamente sì. Infatti, come in tutte le aziende, quando avviene un errore, cioè succede un qualcosa, un prodotto, una fornitura che va fuori sbagliata, dico, prima cosa, dove è emerso l'errore, a che livello del processo? Questo, bene, vado a prendere la persona, non per dire che cosa hai fatto una fesseria, ma per capire, fammi capire che cosa non hai capito di quello che dovevi fare, perché dobbiamo correggere questo bug, perché dobbiamo capire che non si ripeta. Poi da lì dobbiamo anche capire come risolvere il problema che abbiamo appena creato. Ma prima di tutto, perché è successa sta roba? Spiegamela un attimo. Io avevo capito che, ma ti avevamo detto questo? Sì, quindi comunicazione non è tanto quello che io ti dico, ma è quello che tu capisci. Quindi spesso e volentieri dico: verificatevi l'un l'altro, gli hai passato una consegna, fatti dire che cosa ha capito, perché altrimenti poi il problema si porta avanti come il telefono senza fili, no? Ascolta, c'è stato qualcosa nel tuo percorso da imprenditore che tutti ti dicevano non farlo, una cazzata, ma tu in controintuitivo hai voluto fare qualcosa che nessuno voleva fare? Ti rispondo che dopo ha funzionato, anche perché dopo sai. Sì. Ti rispondo alla veneziana? E ciò. Sì. Sì. Raccontaci questa storia. Abbiamo avuto più occasioni. Una che non ha funzionato e che onestamente avevamo anche investito un po' di energie e anche di denaro, è un progetto sul quale poi abbiamo verificato che il mercato non era il momento giusto per presentarlo sul mercato, e lì l'abbiamo gestito nel miglior modo possibile. Poi altre cose riguardano più che altro strategie di azioni commerciali piuttosto che di clienti nuovi ai quali no, ma guarda che questo cliente probabilmente no, fidatevi che questo è un buon cliente, questa è un'azienda con la quale faremo grandi cose, ed effettivamente poi la storia mi ha dato ragione. Quindi dai spazio alla parte del tuo intuito o comunque... Sì, do spazio alla parte del mio intuito. Come ti dicevo, poi il qualche cappello bianco che ho in testa mi ha insegnato anche a valutare, ponderare e dormirci sopra. Certo. Perché a volte se vai fuori di pancia, no, come si dice, rischi di non aver valutato e ponderato bene tutte le cose. Il dormirci sopra mi aiuta a valutare meglio e magari anche confrontandomi con qualche collaboratore o anche con persone esterne, perché a volte sai, quello che non c'entra niente, al quale vai a condividere un'idea o un problema, ti può dare un punto di vista interessante. Ascolta, siamo all'interno del contesto di Accademia del Valore, no? C'è sta parola valore, la faccio sempre ai miei ospiti, anche perché avevo così, quando ero giovane, così la presunzione che ho scritto il mio primo libro sul valore, ho detto, adesso definirò
il valore, poi mi sono reso conto che era impossibile definirlo perché ognuno ha la sua definizione, e quindi adesso ho detto vabbè, questa me la uso come domanda nel podcast, cioè per te cosa vuol dire creare valore per la tua azienda nei confronti del mercato, nei confronti della società, anche perché poi parleremo che tu sei anche un'azienda che si preoccupa di andare oltre a far funzionare solo diciamo quello che c'è scritto da statuto, che siamo una società per fare scopo di lucro, ma c'è anche un altro spessore, sì, che diciamo c'è la dimensione tridimensionale del sociale. Sì. Beh, allora, creare valore per me nel mondo della sicurezza vuol dire, nel vero senso della parola, fare in modo che chi lavora possa migliorare le proprie prestazioni, che non vuol dire necessariamente correre di più, ma correre meglio, proteggendosi con i prodotti giusti che mi aiutano a vivere il mondo del lavoro in maniera diversa. Ormai abbiamo delle tecnologie che veramente ci aiutano tantissimo. Vedo che indossi una maglia tecnica e so che tu sei patito di questo tipo di prodotto. Ci sono dei prodotti oggi sul mercato che veramente fanno lavorare con tessuti stretch, dove ti muovi, sali e scendi dal muletto, dal furgone, dal camion, dalla macchina, controllo numerico, e hai l'abbigliamento che ti aiuta a lavorare meglio. Quindi per noi dar valore è proprio fare in modo che si lavori in sicurezza, primo di tutto. Secondo, bene. Cioè io devo portare a casa bene, alla sera, una soddisfazione di aver fatto il mio lavoro, una stanchezza che per ovvi motivi devo avere, ma non devo essere distrutto perché avevo un paio di scarpe scomodissime, perché avevo un elmetto che mi ha lasciato il cerchiello in testa e mi fa male, e quindi il guanto che non mi fa traspirare, l'imbrago stretto che non mi fa e quindi tutta una serie di cose che io come azienda ma anche come team siamo veramente fortemente orientati a migliorare. Quindi diciamo che per voi avere un impatto sul mercato, quindi creare l'impatto sul mercato, creare valore sul mercato, vuol dire far star bene con i vostri prodotti, far stare al meglio in sicurezza naturalmente, con i vostri prodotti i vostri clienti. Quindi tra l'altro l'hai matchato con quello che con il payoff, è la vision e il payoff, che tra l'altro ti ricordi qualcosa? Abbiamo contribuito noi a creare il payoff di Sicura, che è In Buone Mani, è il primo lavoro che noi abbiamo fatto assieme. Abbiamo fatto assieme un po' di anni fa. Io ti ho spiegato che cosa volevo fare al tempo, che avevo probabilmente neanche ancora raggiunto i 30 anni, e ti ho spiegato qual era la mia visione e tu me l'hai tradotta in buone mani, esatto, ed è quello che oggi continua a essere il nostro payoff del logo. L'identità vera, la vision che c'è sotto. Ascolta, equilibrio tra vita privata e lavoro. Lo dico a uno che è appena tornato da una vacanza, quindi oggi però servono. Tra l'altro lì, come ti dicevo prima, quando uno è immerso nella natura, capisce tante cose. Assolutamente. Cosa fai per ricaricarti? Cioè, eri uno un po' più vicino alla cintura nera del lavoro, assolutamente no? Sì. Cioè, ogni tanto ci cado ancora in questo giusto, vortice, perché valorialmente siamo affezionati, anche perché avevamo gli stessi valori, più o meno, prima il dovere, poi il piacere, poi adesso abbiamo capito che forse c'è prima il piacere e poi quando farai il dovere lo fai meglio perché c'è un po' più di energia. Sì. Cosa fai? Non nascondo che anche proprio questa settimana che ho trascorso in vacanza mi ha aiutata per staccare la spina, per rilassarmi, riposarmi, rigenerarmi, 3R, ma soprattutto per anche pensare lontano dal lavoro, pensare con un'ottica diversa e quindi vedere anche alcune situazioni con una serenità diversa che aiuta. Quindi io tra l'altro avevo deciso di prendermi questa settimana, perché solitamente comunque qualcosa faccio tra fine giugno e luglio, per poi fermarci anche ad agosto, e quest'anno ho detto in particolar modo sì, mi devo proprio fermare perché ho bisogno di staccare, e devo dire che questa cosa usi mi ha solo dato... la vacanza, cioè a parte il fatto che ha detto una cosa interessante a voi imprenditori, a me lo dico, cioè che è quello che
alla fine ci vengono fuori un sacco di buone idee dopo, quando Assolutamente. se ci stacchiamo, cambiamo punto di osservazione, Assolutamente. si genera anche un sacco di buone idee, quindi l'equilibrio è anche propedeutico alla produttività, cioè uno pensa di lavorare meno ma in realtà sta lavorando molto meglio per il futuro. Ma fai solo la vacanza o fai anche, non so, attività, meditazione, non lo so? Allora, non faccio meditazione, ma uso proprio la preghiera, nel vero senso della parola. Io da 12 anni a questa parte ho avuto una particolare conversione che mi ha portato ad avvicinarmi a Gesù e a Maria, e questo, devo dire, mi ha cambiato la vita. Mi ha aiutato tantissimo a vedere la vita in una maniera diversa. Quindi ho settimanalmente la mia ora di adorazione che faccio di notte, fatta stanotte tra l'altro, e faccio parte di un gruppo di preghiera, e questo mi aiuta veramente tanto a vivere con più serenità, nel vero senso della parola, perché è un approccio diverso da quello che avevo prima e che mi dà pace. Ti faccio una domanda un po' magari intima: che cosa ti rasserena? Cioè, cioè questa buona pratica, qual è l'impatto che ha? Allora, quello che comunque hai un più o meno continuo anche rapporto con quello che è come ho trascorso la mia giornata, cosa ho fatto di buono, cosa avrei potuto fare meglio. Quindi è una sorta di autobilancio. Bravissimo, bravissimo. E questo, per quanto poco, ti aiuta anche a muoverti meglio, perché insomma siamo umani, cioè siamo pronti a sbagliare, a fare errori e anche a dare risposte impulsive a volte. E però l'importante è anche cogliere che da queste risposte forse il giorno dopo è giusto dire: scusami per ieri, perché mi sono accorto che forse non ti ho dato la risposta giusta. Credo che anche questo aiuti a migliorare i rapporti con le persone e aiuti anche a ottenere equilibrio, come dicevamo prima. A star bene. Fin dall'inizio del podcast qualcuno avrà osservato una spilla che c'è scritto Chani Live Aid, che tra l'altro, cioè, noi abbiamo anche l'opportunità di avere anche il cuscino qua, che questo adesso rimane... L'ho portato come cadeau per voi. No, va bene, non volevo chiedere tanto, ma proprio che parlavamo del tuo avvicinamento, ma in realtà il concetto di base secondo me è che comunque c'era un'apertura verso capire che siamo... che c'è qualcosa che va oltre, che possiamo dare un contributo alla nostra collettività. Poi magari ci sono dei momenti che scatenano, e volevo un po' che ci raccontavi cosa hanno fatto, perché loro sono stati bravissimi. Io ti ho già citato anche in altre interviste, perché non è che semplicemente fanno l'imprenditore per il loro business, ma fanno anche in modo che con iniziative contribuiscono a dare una mano alla collettività con iniziative sociali molto molto importanti. Raccontaci un po' di Chani Live Aid? Sì. Allora, Chani Live Aid, è nato, ovviamente, cosa fa oggi? Allora, innanzitutto Chani è il soprannome di mio fratello che è mancato nel 2019 in seguito a un problema oncologico. Lui ha vissuto per 8 mesi la malattia e io ho cercato di stargli vicino, ma soprattutto di, come spesso succede ed è umano che sia così, cercare in tutti i modi di farlo guarire. Salvarlo. Quindi giri per ospedali in tutto il nord Italia, ti informi, fai consulti, lo porti per quel che si poteva a fare visite, eccetera. Ahimè, purtroppo Chani ci ha lasciato all'inizio del 2019. E nel momento in cui lui ci ha lasciato, io mi sono detto, ma veramente in maniera anche quasi automatica, ed eravamo lì in quel momento, ma non può finire così. E lì l'ho lasciata ed ha sedimentato per un paio di mesi, dopodiché turbinio, ti lascio immaginare, perché perdere un fratello, tra l'altro con il quale eravamo anche molto legati, suonavamo assieme, ed era insomma un ottimo modo collaboravate. Sì, eravamo, tra l'altro lui aveva Sicura Service, un'azienda che abbiamo creato assieme, ma lui faceva un lavoro completamente diverso, e quindi dopo 2 mesi di nebbione, nel vero senso della parola, e di tempesta dove non capisci dove sei collocato, ho detto ok, dobbiamo ricordarlo.
Ciani era un musicista, batterista, questo è un rullante stilizzato, e suonavamo assieme e amava far festa, amava la musica, era veramente un vero festaiolo, cioè, se entrasse Ciani qui in questo momento, giro 2 minuti, baccano. Si fa bagolo, nel vero senso della parola. E lui è ricordato e amato da veramente tantissime persone. Il giorno del suo funerale a Zelarino c'era il piazzale, la chiesa, le 2 chiese piene, perché abbiamo 2 chiese a Zelarino attaccate, il piazzale pieno, avevamo 6 sacerdoti sull'altare e ognuno che diceva: io non ho visto un funerale così partecipato, ma non solo dal numero di persone, ma dal fatto che coinvolgimento. Durante il Padre Nostro persone che non si conoscevano si sono prese per mano, quindi sai, quelle cose che dici ha lasciato qualcosa. Ha lasciato un bel segno e tu hai voluto che questo segno andasse assolutamente avanti. Sì. Ho raccolto alcuni amici intimi di Ciani e gli ho fatto una proposta. Ho detto: vorrei fare un'associazione per ricordare Ciani, per ricordarlo però facendo del bene. Vorrei organizzare un evento musicale e quello che raccogliamo per l'evento vorrei dedicarlo, donarlo a chi ha seguito Ciani durante la malattia. In questo caso l'Istituto Oncologico Veneto, un'azienda secondo me straordinaria che diciamo è gestita da persone sia infermieristico che medici, al di là dello spessore dal punto di vista professionale, ma umani. E Avapo Mestre, che è un'associazione nella buona parte gestita anche da volontari, che invece assiste i pazienti oncologici a domicilio, e io li ho definiti in più occasioni anche dal palco del Ciani Live Aid come angeli che entrano in punta dei piedi in casa per accudire il paziente, ma soprattutto per star vicino anche ai familiari, perché i familiari in quel momento non sanno che cosa dire, che cosa fare, cosa pensare. Cioè ti trovi in una situazione dove loro vengono e fai spazio e li fai lavorare e vedi con che delicatezza si muovono. Quindi da lì siamo partiti e abbiamo detto: facciamo un'associazione. Siamo partiti nel 2019. Abbiamo fatto la prima edizione. Sono 5 anni. Sì, ne abbiamo saltati 2 perché il Covid ovviamente ci ha creato. Quest'anno è la 1, 2, 3, la 4th edizione che facciamo. Quando fate l'evento? Lo facciamo a fine agosto, primi di settembre, perché Ciani compiva gli anni il 31 agosto. Quindi facciamo questa festa, questo evento nel weekend più vicino al suo compleanno. Quest'anno il 31 sarà proprio sabato e tra l'altro quest'anno Ciani avrebbe festeggiato i 50 anni, perché lui aveva 44 anni quando è mancato. E quindi quest'anno sarà un'edizione anche un po' particolare, tra l'altro l'abbiamo chiamata XL, Extra Large, perché abbiamo aggiunto un giorno rispetto ai 3 giorni del weekend, quindi partiremo giovedì 29 agosto fino al 1 di settembre. Dopo, se possiamo, mettiamo il link qui sotto, c'è un link dove possono qualcuno perché contribuire, so che c'è una raccolta fondi da parte sponsor. Allora, voglio parlare proprio anche di questo, perché quello che noi mettiamo in piedi è un evento ben strutturato anche dal punto di vista di qualità sonora, perché quest'anno avremo tra l'altro 12 gruppi che suoneranno nelle 4 serate, 3 gruppi per sera, tra l'altro gruppi anche di un certo livello, perché avremo vari anche stili musicali, dagli Europe Tribute Band, piuttosto che Michael Jackson, piuttosto che i Backstreet Boys, cioè un gruppo con ragazzi ballerini, e le Spice Girl, ma veramente bravi, cioè professionisti che arrivano da Milano, da Roma, e che abbiamo visto che fanno uno spettacolo notevole, e li portiamo su un palco, mi sento di dire, dignitoso, perché abbiamo voluto una qualità sonora d'alto livello. Io sono musicista, Ciani era musicista, il tutto è gestito anche da persone musicisti, quindi abbiamo coinvolto il team giusto perché ci sia un buon suono, una buona scenica anche dal punto di vista di luci e quant'altro. E poi c'è il food. Abbiamo una cucina che è gestita da 40 persone, a capo di questa cucina c'è il mitico Fabrizio, che ha portato dentro un team di persone che non conoscevano Ciani, perché poi bisogna dire anche questo. Sì, dopo da cosa nasce cosa. Bravissimo, e che lavorano con una passione straordinaria, ma soprattutto una cosa che è meravigliosa, con il sorriso sulle labbra. Cioè persone che lavorano e che si prendono giornate di ferie per venire a lavorare all'interno di questo evento, e che lo fanno sorridendo, ridendo e portando gioia e energia. Quante persone nell'ultima edizione avete servito?
Beh, allora, noi nell'ultima edizione abbiamo più o meno calcolato 10.000 presenze in 3 serate. Beh, Quest'anno che ne fate 4. aggiungiamo una quarta serata, confidiamo di riuscire a far meglio. Considera che il tutto è gestito da circa 150 volontari e anche di questo vorrei parlarne, perché raccogliere 150 persone che iniziano, noi abbiamo iniziato già a gennaio a fare riunioni come direttivo e poi coinvolgendo il gruppo un po' più ristretto, ma persone che vengono a lavorare una settimana prima e che si prendono anche giorni di ferie per venirti ad aiutare ad allestire, perché poi sai, c'è un lavoro di allestimento, di preparazione, eccetera, e la serata, ma poi c'è anche il mattino seguente che bisogna pulire, sistemare, preparare, eccetera, e poi alla fine dell'evento bisogna smontare, quindi anche questo devi come dire, avere il team giusto di persone che si prendono il tempo per aiutarti. Come riesci a gestire queste cose qua? Perché è un'altra azienda. Sì. Cioè, ci dedichi del tempo. Allora, un mio consulente di direzione amico mi ha detto qualche tempo fa: Robby, te riesce meglio far questo che non l'azienda. Non so se sia un complimento o se devo riflettere su questa cosa. Che c'è la componente diciamo emozionale, passionale, che è un po' più, perché c'è la musica, c'è il fratello, c'è tante cose. Sì, assolutamente. Però bisogna farla andare lì. Però bisogna farla andare, non ti nascondo che ci sono momenti dove anche lì devi fare i conti con possiamo farla o non possiamo farla questa cosa, e poi e se quel weekend dovesse essere brutto e piovoso? Perché noi finora abbiamo avuto nelle 3 edizioni fatte dei weekend fantastici, però il primo weekend del Covid, quando noi avevamo già fissato la data, tanto per dire, il 31 agosto di quell'anno lì, che era il 2020, io mi ricordo benissimo questa scena perché noi avevamo organizzato una cena tra amici per andare a festeggiare il compleanno di Ciani, ok? Ma c'erano 16 gradi e pioveva a dirotto quel 31 agosto, quindi fosse successo 2 anni dopo o l'anno prima, capisci che ti blocca l'evento. Là si capisce e quando hai qualcuno del piano superiore che non ti nascondo che confidiamo tutti in lui. Ogni tanto c'è gente che mi dice: Robby, guarda che è previsto brutto tempo. Non vi preoccupate, che c'è qualcuno che ci aiuta. Che ci aiuta. Quindi sì, confidiamo anche in questo, che continui a essere, come dire, che il tempo sia buono. Poi sul resto sì, è chiaro che non è semplice gestire un'attività del genere con costi di impianto importanti, e lì in questo caso noi ci affidiamo molto a quelli che possono essere amici, conoscenti, ma anche a volte persone e aziende che non ci conoscono ma che vengono a sapere della nostra azione, della nostra attività e che ci dicono: vorremmo partecipare. Qui abbiamo messo giù un pacchetto di proposte per gli eventuali partner e sponsor ai quali dar visibilità con, diciamo, una cosa importante non è fare la pubblicità a una sagra piuttosto che a una partita di calcio. Tu partecipi a un evento che è fortemente orientato a fare una bella festa, ma perché alla fine compriamo un furgone per Avapo. Ho saputo che l'ultima volta avete preso... Noi adesso ero al telefono prima con la presidente di Avapo Mestre e abbiamo definito che la prima settimana di luglio, adesso dobbiamo vedere disponibilità degli assessori del Comune di Venezia, perché di solito le conferenze stampa le facciamo con loro, faremo l'ufficializzazione della donazione del furgone che arriva mercoledì prossimo, in consegna finalmente perché è stato ordinato qualche mese fa, ed è un furgone che loro hanno acquistato grazie a una importante donazione che noi abbiamo fatto grazie al Ciani Live Aid, grazie al Ciani Live Aid, ma anche alla vendita dei panettoni, alla quale avete partecipato anche voi come, da un po' di anni anche clienti, che lo promuoviamo, che noi facciamo a Natale, perché abbiamo fatto il panettone e il pandoro del Ciani Live Aid. Quindi anche questo ci ha aiutato molto a prendere questo furgone. Adesso vorrei parlare del progetto che infatti, abbiamo. Progetti per il tra l'altro futuro, non so qua. neanche se posso dirlo, ma forse anche sì, perché allora noi quest'anno l'obiettivo è quello di, sempre con Avapo, di acquistare un automezzo che aiuta diciamo le famiglie quando c'è un paziente pediatrico, quindi parliamo di bambini, per portare la famiglia, che purtroppo ho saputo che in molte situazioni non sono, come dire, non hanno la possibilità di andare da casa all'ospedale, in questo caso lo IOV Padova, ok? Perché non hanno l'automezzo, perché il papà è al lavoro, perché si muovono con i mezzi pubblici, eccetera. Quindi è un taxi per i bambini, che sarà anche preparato in maniera un po' simpatico per i bambini, che verrà utilizzato per questo servizio.
Quindi anche questo credo sia un... Quanti soldi bisogna raccogliere qua? Che glielo diciamo subito, mettiamo l'IBAN. Qua considera che per il furgone abbiamo appena dato loro 20.000 euro. Ok. E per un automezzo come questo, furgone abbastanza semplice, un automezzo come questo, penso che sia altrettanto come cifra. Quindi non abbiamo ancora i preventivi in mano. Ti piace l'idea, sei imprenditore, stai bene, sì. Vatti a studiare questo progetto e dai il contributo che puoi dare, naturalmente. Sì. Tra l'altro stiamo aspettando anche una risposta dallo IOV, perché noi solitamente facciamo l'uno e l'altro, aiutiamo sia Vapo che IOV. IOV ci deve dare ancora, noi chiediamo, non vogliamo donare soldi, noi vogliamo partecipare a un progetto. Okay. Diteci che cosa vi serve quest'anno. Stiamo aspettando che ci arrivi la letterina di Babbo Natale, mi piacerebbe, no? L'anno scorso allo IOV abbiamo portato era un monitor multiparametrico da utilizzare in radiologia pediatrica. Uno dice, Madonna, cos'è sta roba? È un strumento che viene utilizzato quando un paziente pediatrico, quindi bambini di varie età, lo devi mettere all'interno di una TAC piuttosto che una ecografia. Il bambino deve star fermo. Per star fermo lo devi sedare. Una volta che è sedato lo devi anche monitorare. In radiologia pediatrica a Padova non c'era uno strumento che potesse monitorare in maniera attenta. Loro lo facevano con uno strumento più semplice e avevano bisogno di qualcosa di più complesso e strutturato. Io l'ho consegnato a ottobre dell'anno scorso e questa cosa mi fa venire ancora i brividi. Sono stato accolto dalla caposala che mi ha detto aspetti che chiamo i colleghi. Sono arrivati in 5 e con emozione hanno aperto questa scatola. Lei non può capire da quanto tempo stiamo aspettando questo strumento. E adesso sapere che allo IOV di Padova c'è uno strumento con l'adesivo del Ciani Lei Vede, che abbiamo acquistato grazie a fatica, perché bisogna dirlo. Io però dico, ti riempie. Io dico, sto investendo bene il mio tempo. Questo state facendo bene. Complimenti. Su queste sono le cose, quando parliamo di dimensione sociale dell'impresa, è, diciamo, sì, è il fatto scaturito da tuo fratello, ma in realtà in qualche modo sto valore di poter contribuire apparteneva sicuramente a te, alla tua famiglia. Si vede, si riconosce. Tanti parlano che bisognerebbe fare, ma poi dopo riescono a fare. Sì, è vero che poi quando sei dentro in questo mondo scopri che, come dire, fa più rumore un albero che casca che una foresta che cresce, no? Qualcuno ha detto. Perché non ho soldi, no? Non ha senso investire in queste cose, tanto sono soldi che vengono chissà dove vanno a finire. E invece c'è chi dietro ti dice, stamattina ho ricevuto una telefonata da un mio caro amico che mi dice: Roberto, io partecipo con il pacchetto top, perché abbiamo fatto più pacchetti, parti da 100 euro come investimento, puoi arrivare fino ai 3.500 euro di investimento su quello che abbiamo fatto come idea. Io parto col pacchetto top perché credo in questa tua vostra azione. Infatti dopo ne diamo evidenza. Quindi, ma sono cose che poi come dire, passano un po' sotto traccia, no? Uno dice c'è la pubblicità ma dietro ci sono anche aziende che dicono: ti do, non serve che metti il mio nome, non serve che metti il logo. C'è molto di più quindi, sulla solidarietà, c'è tanta gente. Ci sono tante belle persone in giro, assolutamente. Verissimo. Torniamo fuori un attimo su un aspetto sempre imprenditoriale, due o tre domande finali. Via. Faccio sempre il giochino sottovalutato, sopravvalutato. Quindi cosa è sottovalutato e cosa è sopravvalutato? Secondo te l'innovazione è sopravvalutata o è sottovalutata nelle aziende? Beh, allora, dipende dove ci collochiamo, dipende dalle persone che la vivono o che la subiscono, perché c'è chi la vive ed è proattivo nel gestire l'innovazione e chi invece la subisce. Ma tu la vedi importante come cosa da divulgare nelle aziende o forse ne parlano tanto, ma in realtà... Ma allora, se ricordi bene, ma io sono certo di questo, il nostro slogan che spesso utilizziamo è Future is here, come sicura. Perché lo dico? Perché per noi portare a casa nuovi prodotti, nuove tecnologie, ma anche processi nuovi, come dire,
aiutare le aziende a evolvere e a migliorarsi. Noi ormai dal 2017 abbiamo iniziato un percorso che ho voluto chiamare Sicura Academy, dove periodicamente invitiamo i nostri clienti a partecipare a presentazioni di nuove tecnologie, presentazioni di nuove soluzioni. Ti aiuto a scegliere meglio i prodotti secondo quelli che sono i tuoi rischi, ma anche quello che offre la tecnologia oggi, perché se tu oggi stai usando un certo tipo di guanto in pelle e fiore che si usava negli anni 70, oggi ci sono dei guanti estremamente più leggeri, più traspiranti, più durevoli, che costano forse anche lo stesso e che ti cambiano la vita dal punto di vista di destrezza, protezione, eccetera. Quindi ci sono aziende che sono già ben arrivate, ma ci sono anche aziende che hanno bisogno Quindi per te di questo comunque aiuto. innovare è sottovalutato ed è importante farlo, Sì, e ci credete, eccetera. assolutamente. Un altro sottovalutato e sopravvalutato, la formazione, secondo te? Hai fatto un'Academy, quindi hai Ho fatto l'Academy, quindi un'Academy mi stai tecnica servendo, comunque, mi no? stai servendo una risposta che insomma, io da quando ho iniziato con te a fare formazione, poi ho avuto diverse, perché poi sai è giusto anche Bisogna testare, provare siamo? altri formatori, altre come dire, esperienze, e devo dire che io continuo a dirlo anche ai miei ragazzi, se vedete dei corsi che ritenete interessanti, proponetemeli, perché li valutiamo. Nel senso, per me la formazione serve per farti crescere, perché se tu diventi bravo porti valore aggiunto anche in azienda. Sappiamo benissimo che uno che diventa bravo poi potrebbe anche andare via, ok? E succede anche questo, mi è successo. Io avevo qualche tempo fa un bravissimo collaboratore che ho fatto formare, ho fatto fare più corsi di formazione, e lui era veramente un bravo ragazzo che a un certo punto mi ha detto: Roberto, io ho deciso che voglio mettermi proprio e voglio fare un'attività che non c'entra niente con quel nostro lavoro, però ho detto sono felice di questo, se posso esserti utile. Ma perché c'è in qualcuno che modo. ragiona e dice: ma se gli faccio il corso di formazione poi perdo tempo, così me li tengo somari, che così non vanno via, no? Perché sennò se mi vanno via noi possiamo solo dare, poi i somari in azienda servono comunque, perché come si dice il bue che tira l'aratro serve, ma se anche un po' di astuzia e di intelligenza questo bue è meglio, perché insomma c'è bisogno anche di questo. Ultimo sopravvalutato, sottovalutato, il marketing secondo te è sopravvalutato o è sottovalutato? Allora il marketing è, come dire, è un qualcosa che serve per alimentare l'attività dell'azienda. Cioè, per quanto tu possa essere sul tetto del mondo, parliamo di Jeff Bezos, parliamo di chi vuoi tu, sono persone e aziende che continuano a fare comunicazione, marketing, ricerche, ma soprattutto anche errori, perché poi Tesla di errori ultimamente ne ha fatti, sta continuando ad andare su e giù anche come posizionamento. Ieri ha fatto lo speech che ha fatto vedere 30.000 miliardi il valore di Tesla nei prossimi anni, grazie. Bravissimo, ma insomma anche lì Jeff Bezos ha 30.000 fatto, miliardi di dollari. Sì, ha fatto fior di riunioni con gli azionisti dove prometteva che l'anno prossimo saremo inutili, ma continuavano a essere in perdita, eppure lui cresceva e oggi è uno degli uomini più ricchi del mondo. Fa utile. Però voglio dire, quindi il marketing sottovalutato ancora, nonostante molti colleghi tuoi dicono che è anche proprio non compreso, perché viene immaginato solo come pubblicità e non come... allora, se tu pensi che il marketing sia pubblicità, probabilmente non hai capito il vero senso della parola marketing. Quindi sei d'accordo anche tu? Assolutamente sì. Fare pubblicità è un altro discorso. Siamo alle battute finali, no? Fra 5-10 anni dove ti vedi? In pensione? No, Ma guarda, io ho degli amici, vai compagni... in pensione ogni giorno che ti stimola a farti il mesetto a distanza. Sì, assolutamente. La vacanza che ho appena fatto mi ha stimolato tantissimo. C'era un'ottima ricezione di campo di wifi dove ero io, quindi volendo certe attività si possono fare anche in remoto. Beh, pensione onestamente no. Io ho qualche amico ex compagno di classe che mi dice: sai perché mi mancano 5 anni, 6 anni, 8 anni tu non ci pensi, alla pensione. Io onestamente rimango a bocca aperta di fronte a questo, perché per me sia una cosa ancora molto lontana. Sì,
Cosa vuoi fare di grande ancora, di più bello? Che c'è un sogno nel cassetto che si può dire? Allora, il sogno è quello di continuare a migliorare nella quotidianità quello che è il nostro mondo, a vari livelli, ok? Di mettere il mio piccolo contributo per far sì che questo avvenga. Quello che ho fatto con le mie aziende finora mi dà soddisfazione e da imprenditore dico avrei voluto fare molto di più. Però, insomma, sappiamo benissimo che c'è il bello e c'è anche tutto quello che ti porti dietro come bagaglio di fatica che serve anche questo per farti riflettere, farti evolvere ancora di più. Quindi c'è da fare. A un giovane te, imprenditore, quando sei partito a 24? No, avevo 26 anni. 26 anni. Cosa diresti oggi con il senno di poi? Quindi domandone finale. Allora, molto semplice. Io se dovessi parlare con un giovane ancora più giovane, quindi parlo di persone che appena uscite da scuola, gli direi apriti la testa, vai all'estero, cerca di capire come si muovono all'estero, che cosa fanno, quali esperienze puoi portare a casa, ma poi torna. Torna perché abbiamo bisogno di teste illuminate, abbiamo bisogno di teste che riescano a portare nuove idee, nuove visioni. E quindi vai, ma torna con un bagaglio di esperienza che ti aiuti a continuare a imparare. Occhio, continuare a imparare, perché io ho 53 anni. Nei prossimi 53 ma dico, dovrò imparare. Lo dico spesso, ma lo dico anche ai miei collaboratori, anche oggi ho imparato una cosa nuova. E lo dico a tutti, occhio, cosa ci ha insegnato questo? Perché fa parte del bagaglio di una persona, anche una persona di 90 anni può imparare tutti i giorni qualcosa. Possiamo tradurre questo in aspetto di avere un po' anche l'umiltà, perché l'umiltà di imparare, ecco qui mi fa vedere questo, ok, 5 i 5 skei de Mona, no? Questo io lo uso spesso perché imparare vuol dire anche mettersi in discussione, capire e dire scusa, ma se facciamo questo come la vedi tu? I 5 schede Mona è anche un non essere forzatamente arrogante. Sì, non vuol dire che io ce l'abbia in tutto, perché ogni tanto, come dire, sono Scorpione, ascendente Scorpione, ogni tanto viene fuori la coda dietro e quindi questo devo anche domarmi ogni tanto. Però per dire che insomma bisogna mettersi in discussione, essere determinati, però avere anche i famosi 5 schede Mona per dire no, forse ho detto una fesseria, fammi capire come la vedi tu. Quindi è cercare un equilibrio. Beh, grazie Roberto, è passata un'ora, è volata. Wow. Quindi io ti ringrazio di essere stato qua. Grazie. Sicuramente segnaleremo tutta l'iniziativa Ciani Live, vi aspettiamo veramente numerosi e se c'è qualche imprenditore che ha voglia di investire nel sociale, vi garantiamo che noi in 3 edizioni, questa è la 4ª, abbiamo raccolto più di 100.000 euro che abbiamo donato. E abbiamo, se andate sul nostro sito, dopo lo vedrete, ci sono proprio tutte le donazioni che abbiamo fatto nel tempo e vogliamo continuare con questo. Grazie ancora, ci si rivede presto. Grazie a te Claudio per questa bella esperienza. A voi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete like e soprattutto iscrivetevi al canale, dateci una mano a far crescere questo canale di imprenditoria. Se avete degli imprenditori da segnalare, anche a te, se hai degli imprenditori da segnalarci per l'intervista, fatelo, che queste storie ci aiutano moltissimo a condividere qual è la matrice poi dell'eccellenza, cos'è che c'è dietro qualcuno che fa un po' più cose giuste di quelle sbagliate, perché poi non è che siamo sempre infallibili. Assolutamente. Ciao a tutti. Grazie. Ciao Roberto. Grazie mille.